Ciao mio amato figlio, campione di gioia e felicità, che tu possa nuotare tra gli angeli in paradiso e raggiungere traguardi che solo tu puoi. Siamo distrutti dal profondo dolore indescrivibile e immenso. Mamma Tiziana affida a Facebook lo straziante messaggio di addio al suo Daniele. Il giorno della tragedia il dolore era stato così forte da farle perdere i sensi. Daniele Ortolan, 19 anni, talento del nuoto, era alla guida della Polo schiantatasi contro l'albero a Godega di Sant'Urbano, il luogo dove anche stamane è continuato il via vai di amici e residenti. Girasoli e rose bianche per ricordare i 4 ragazzi morti ai piedi dell'albero dove l'auto ha impattato. Siamo qua per loro, dice un loro amico con la voce rotta dall'emozione, stenta ancora a credere di averli persi per sempre. Non avrei mai pensato, sì, di parlarne 4 così in un colpo e essersi svegliati domenica mattina con la notizia che 4 amici erano scomparsi, diciamo che ti cambia. Un tratto di strada noto per la sua pericolosità, nella stessa curva di via Cordignano il 14 marzo 2019 sono morti altri 2 giovanissimi di 19 e 18 anni. Uno di loro era il nipote della famiglia Ortolan. Non immagino i suoi di Ortolan che hanno perso sia il cugino che il figlio. Sì, è una strada maledetta. Fra loro anche una madre che ha perso il figlio di un incidente 30 anni fa quando aveva 18 anni. E mi ricorda mio figlio. Io domenica non ho fatto altro che piangere. Devono fare qualcosa, questa curva è maledetta. Ma per alcuni residenti il vero problema è la velocità. È una strada maledetta, è una strada così che corrono forte e purtroppo abbiamo anche protestato per la velocità, questo che altro, però non abbiamo concluso granché. Va presa la velocità giusta. Qua i ragazzi sono portati a correre. Vedi, da Cordignano andiamo a via, monta su e via. Che la tragedia possa portare ad una riflessione, dice Don Celestino Mattiuz, parroco di Godega di Sant'Urbano, poi lancia un monito ed un appello. Chi deve provvedere dal punto di vista di dare sicurezza ai giovani di pensate alla vita, che ha un domani, per cui evitare un oggi tragico per avventura, ecco, senza riferimento al caso specifico.